Amici di Bella Sicilia, buongiorno e benvenuti a Longi. Oggi vi presenteremo la parete di arrampicata artificiale, un modo ideale per potersi avvicinare a questo fantastico mondo che è l'arrampicata sportiva. Vediamo come iniziare, perché chiaramente ci dobbiamo divertire, ma lo dobbiamo fare in assoluta sicurezza. Quindi iniziamo con la prima fase, ovvero sistemare chi inizierà ad arrampicare, e metteremo quindi l'imbrago. L'imbrago, che è questo che vedete anche addosso a me, è un dispositivo di protezione che serve a poterci, ancorare alla corda, quindi assicurare, in modo che l'operatore a terra possa gestire una eventuale caduta. Vediamo come si mette. È composto principalmente da due parti, una fascia lombare e due fasce che vanno alle gambe, che si chiamano cosciali. Va stretto bene in modo che se lo tiriamo giù non scende, e servirà appunto ad ancorare la corda di sicurezza. Vediamo che quindi va stretto bene, deve essere stretto ancora un po' di più, questo tienilo più sopra, qua fai salire, questo qua lo ruoti, perfetto, stringi, e quindi vediamo questa cosa, se lo tiriamo giù non scende. Passiamo la fascia nei passacavi in modo da non evitare problemi e stringiamo leggermente i cosciali. Questi non devono stare stretti, serve un po' di spazio per dopo. Mettiamo anche il caschetto di protezione, perché ci vuole sempre, altro dispositivo di protezione individuale molto importante. Lo regoliamo correttamente, i capelli leghiamoli dietro, che è meglio, messi tutti quanti dietro. Verifichiamo che il caschetto sia stretto bene, questo è ancora un po' largo, perfetto, e ci avviciniamo alla parete dove troviamo già una corda predisposta per essere collegata all'imbrago, con un moschettone particolare fatto apposta per questo. Il nostro operatore è già assicurato alla corda e al suo via libera iniziamo la scalata e iniziamo ad arrampicare. Come potete vedere ci sono due linee d'arrampicata, ci sono anche i colori, per cui volendo si può scegliere sia di seguire una via che in gergo viene detta tracciata, quindi se usiamo tutti i colori facciamo quella via, o in alternativa si può semplicemente salire per iniziare a provare il gusto dell'arrampicata sportiva. Come vedete il nostro operatore man mano, si dice in gergo, che recupera la corda, in modo che se la persona che sta arrampicando dovesse cadere, semplicemente rimane appesa in tutta sicurezza senza alcun problema. E inoltre, quando sarà arrivata alla fine, siamo quasi, potrà scendere in totale sicurezza e comodamente. Vedete, ora qui nella parte finale c'è una parte che viene detta gettante, leggermente inclinata all'indietro, è un po' più difficile ma si può fare. L'arrampicata d'altronde è uno sport per tutti. Mettiamo le mani sopra e sei arrivata. Ok, perfetto. Ora in discesa ci si siede e l'operatore che è giù, tramite il dispositivo di sicurezza, provvede a fare scendere. Lascia le mani. Importante lasciare le mani, si scende in maniera molto più fluida e più semplice. Questa è l'arrampicata sportiva, una disciplina che negli ultimi anni in Italia sta avendo un notevole sviluppo e che, se fatto con i giusti accorgimenti, si fa tranquillamente in sicurezza. Chi può usufruire di questa attrattiva? L'età? Ma non c'è un'età minima, diciamo che io ho conosciuto e conosco e ho fatto arrampicare bambini anche da 3 anni in su, quindi non c'è neanche un'età massima. Ci sono fortissimi scalatori che ancora alla soglia dei 75 anni si divertono notevolmente in parete. Chiaramente ci sono livelli e livelli, ma l'importante è andare a divertirsi ed è l'obiettivo di oggi. Invitiamo allora tutti a Longi a vivere tutto questo. Certamente, vi aspettiamo qui fino a giorno 1 giugno. Il 2 ci sarà poi l'evento finale, che però non prevede l'arrampicata, quindi dal 31, da oggi 28 fino al giorno 1 c'è la possibilità di usufruire di questa bellissima parete di arrampicata sportiva. E oggi usufruiranno anche i più piccoli della scuola elementare di Longi. Sì. Anche perché, come dicevamo, anche dai... Sport aperto a tutti, non c'è un'età minima, l'importante è che mettersi con le giuste precauzioni per la sicurezza e divertirsi. Allora tutto salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia e seguiteci, perché i video a Longi continuano.